Obiettivo aggancio alla vetta fallito nel match infrasettimanale. C'è grande rammarico in casa Reggio Ravagnese per non aver sfruttato appieno il recupero contro l'Isola Caporizzuto. L'1-1 finale infatti ha portato in dote appena un punto che lascia la squadra di Mr. Misiti a -2 dalla vetta. Nella nona giornata di eccellenza la squadra è chiamata a riprendere a correre sul campo del Bocale, coinvolto in piena zona play-out con 6 punti all'attivo. Dirige l'incontro il signor Danilo Frascati Locri, coadiuvato dagli assistenti Daniele Milone di Taurianova e Mirko Cardia di Locri. Schiera con un 4-2-3-1 la sua Reggio Ravagnese Mr. Misiti di fronte a Currà, Maesano, Cordova, Scoppette, Zuccalà, Di Biase e Urruti in mediana. Puntoriere nella posizione di fantasista con De Leon e Gatto a supportare l'unica punta Aliu Baldè. Osservato allo Spinella di Melito Portosalvo anche un minuto di silenzio quando, grazie all'ausilio e l'immagine a cura di Bruno Taverna, passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Ospiti che partono fortissimo, Baldè sgattaiola tra le linee, apre a destra per De Leon che lavora il pallone prima di scaricare per la botta da fuori di Di Biase, larga di un paio di metri. Risposta dei locali con Nicolau che resiste alla carica di due avversari prima di scagliare un gran destro dai 25 metri, controllato con lo sguardo sul fondo da Currà. Al 19esimo da distanza proibitiva Giulio Puntoriere disegna una parabola insidiosa che impegna severamente Druetto. Ospiti che vogliono i 3 punti lo dimostrano al 20esimo con la percussione palla al piede di Maesano, destro-sinistro che elude 2 avversari prima di essere contrato in corner. Gran giocata, è il numero 2 di Mr. Misiti. Locali che si rendono pericolosi poco dopo la mezz'ora con la sventagliata dalla destra che per poco non trova Romano pronto all'appuntamento con la sfera nel cuore dell'area di rigore. Nella ripresa sono ancora gli Amaranto a rendersi pericolosi per primi. Dal corner del solito Puntoriere schiaccia la sfera Capitan Cordova sul secondo palo. Reggio ancora vicino al vantaggio con il mancino di Di Biase da distanza siderale, alto di un soffio. Vantaggio Amaranto rinviato solo in una manciata di secondi. Baldè molto aperto a sinistra, rientra sul piede preferito, scaglia un gran destro a giro dal limite che termina la propria corsa all'angolino basso alla destra della porta difesa da Druetto. 0-1 Reggio Ravagnese, Eurogol di Aliu Baldè allo Spinella di merito di Portosalvo. Ospiti che troverebbero anche il raddoppio poco più tardi con lo strappo tra le linee di Puntoriere che si inventa un assist da altre categorie per De Leon, pescato però in posizione di offside dal secondo assistente. È lo stesso numero 7 che prova a rifarsi poco più tardi, recupero alto e destro dai 25 metri neutralizzato in 2 tempi da Druetto. Opera il primo cambio Mr. Misiti che richiama in panchina Gatto in preda ai crampi. Al suo posto dentro Arcuti si scaldano gli animi allo Spinello di merito Portosalvo, allontanato per proteste Mr. Cosimo Saviano insieme ad un componente della propria panchina. Al 92esimo attimi di paura allo Spinella in seguito ad un brutto scontro tra Baldè e Druetto. Ad avere la peggio l'estremo difensore locale costretto ad abbandonare il campo in favore di Mezzereb. Dalla punizione che ne consegue si presenta sul punto di battuta con il numero 10 Giulio Puntoriere che disegna una parabola imprendibile per il neoentrato Mezzereb, destro telecomandato sotto la traversa per lo 0-2 della Reggio Ravagnese. Nel finale scampoli di gara anche per l'Haganà, il luogo di Di Biase, vero e proprio metronomo di questa squadra. Prima del triplice fischio c'è spazio anche per la rete di De Leon che avvia e conclude una ripartenza fulminea, assistito perfettamente da Arcudi. 0-3 Reggio Ravagnese. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara. La Reggio Ravagnese si impone per 3-0 balzando in vetta alla classifica di eccellenza calabrese, complice la contemporanea sconfitta della Lamezia contro il Soriano. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.